La lieta notizia della serata: Mattia Bragagnolo, giovane della Juniores, è chiamato subito allo sbaraglio in prima squadra per difendere i colori biancoscudati. Com'è andata? Sì, dai, tutto sommato credo sia andata abbastanza bene, soprattutto il primo tempo è stato importante, almeno per me, chiudere 2-0, poi il secondo tempo due ingenuità e abbiamo preso 2 gol. Secondo gol pensavo di anticiparlo e non è stata così. Comunque venivamo da 3 sconfitte consecutive e almeno un punto era importante contro una squadra forte comunque. Ecco, per te è un debutto di prestigio e soprattutto ti sei anche contraddistinto, perché soprattutto in avvio di gara l'abbiamo visto intervenire alla grande. Sì, sì, sicuramente, sono felice almeno per il primo tempo. Secondo tempo mi sento un po' di responsabilità sul secondo gol, però voglio dire, succede. E adesso niente, adesso diciamo è stata una decisione presa all'ultimo perché Matsu ha l'influenza, ovviamente Ricky è squalificato e Bobo non può giocare, quindi sì, c'ero solo io. Insomma, un'esperienza che ricorderai. Sì, sicuramente, sicuramente, adesso vediamo, ringrazio il mister che alla fine mi dà la possibilità di allenarmi, ringrazio Mastro Eni, Alessandro, ci conosciamo da poco, però voglio dire, sento che abbiamo fatto un bel lavoro insieme. E chissà che magari prima della fine del campionato non ti rivediamo ancora fra i pali. Questo non lo so, vediamo come mi alleno. Sicuramente Ricky è il primo, Ricky ha più esperienza e Ricky è una sicurezza. Adesso vediamo, io sono felice della partita di oggi, poi quello che verrà, insomma, vediamo.